livello di mascherine ci sono spesso passeggeri che le indossano. Negli ultimi giorni sì, abbiamo verificato che ce ne sono più in abbondanza, sicuramente. Sì, si vedono un po' di più e fanno effetto. Io sono diretto in Bulgaria, a Sofia. E abbiamo le mascherine nello zainetto, appena arriviamo lì le useremo. Non ci sono voli diretti con la Cina in aeroporto a Treviso, ma i viaggi internazionali non mancano e nemmeno i passeggeri orientali, come questa ragazza proveniente dall'estremo oriente. Sì, I'm from Singapore. È lei stessa a spiegarci come a Singapore le misure d'allerta siano elevate e di come sia arrivata a Treviso attraverso diversi scali. E a proposito di questo, da Save, la società degli aeroporti, chiariscono come i controlli sanitari vengano effettuati da protocollo di sicurezza solo in quelli collegati direttamente con la Cina. Voli diretti che non ci sono al Canova di Treviso, ma nemmeno al Marco Polo di Venezia, dove gli snodi di riferimento restano, tra gli altri, Zurigo, Dubai, Francoforte. Tra gli arrivi e le partenze, i nastri e i controlli di routine non c'è paura, piuttosto si parla di prevenzione. Sicuramente quello di lavarsi le mani e di fare attenzione al contatto ravvicinato con altre persone, soprattutto per la trasmissione, insomma, dal punto di vista respiratorio. Un po' di attenzione bisogna, in ogni caso qualche precauzione bisogna prenderle. Sono sempre cose che sembrano lontane ma che alla fine potrebbero essere dietro l'angolo. E di prevenzione parla anche la ragazza con la mascherina. Non sono preoccupata, ci dice, ma prevenire, sembra banale dirlo, è meglio che curare. Generally I'm not really afraid.